Buongiorno a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento del lunedì con la storia dei campionati internazionali, iniziativa promossa dal Comitato regionale Veneto della FISE, e oggi ci sono tanti argomenti di cui parlare. L'ultima puntata è stata quella relativa ai Giochi Olimpici di Helsinki 1952, quindi quella di oggi sarebbe la puntata dedicata ai Giochi Olimpici del 1956. Ma prima di parlare delle Olimpiadi del 1956 ci sono altre cose che dobbiamo vedere, perché nel quadriennio compreso tra il 1952 e il 1956 succedono cose molto importanti per la storia del nostro sport, cioè nasce il campionato del mondo. Il campionato del mondo è il primo campionato internazionale che vede la vita, diciamo, dopo le Olimpiadi. Sapete che fino al 1953, appunto, l'unico campionato internazionale del calendario era l'Olimpiade, e quindi tutte le nazioni convergevano su quell'appuntamento con le risorse, con lo sport, con la politica, insomma, con tutti i loro mezzi possibili per riuscire ad ottenere il risultato migliore alle Olimpiadi. Dal 1953 c'è un obiettivo in più, un obiettivo importante in più, che è il campionato del mondo. Naturalmente nella prima edizione, che pure è molto, molto promossa, molto sostenuta e che ha immediatamente un impatto forte sul mondo dello sport, sulla consapevolezza del mondo dello sport, però naturalmente la prima edizione è un'edizione che non ha ancora né il fascino né la storia di quelle che succederanno, però è comunque importantissima, perché è il primo passo, il primo campionato internazionale che si aggiunge sulla scena del calendario agonistico mondiale. Questo primo campionato internazionale, questo campionato del mondo, viene deciso in una riunione in un congresso della FEI 2 anni prima, e nel 1953 si disputa a Parigi in un contenitore molto, molto ricco che viene chiamato Festa Mondiale del Cavallo, che si disputa a Parigi dal 13 al 21 giugno del 1953 al Parco dei Principi. All'interno di questo periodo, di questi giorni compresi dal 13 al 21 giugno, viene appunto disputato questo primo campionato del mondo. Una piccola nota di così il 21 giugno, cioè l'ultimo giorno di questa festa internazionale del cavallo, festa mondiale del cavallo, domenica 21 giugno c'è una formidabile manifestazione di chiusura, ed è il Carosello dei Carabinieri. È uno spettacolo straordinario, formidabile, che affascina il mondo intero. Ci sono i 50 carabinieri a cavallo del gruppo Squadroni Pastrengo della Legione di Roma, guidati dal tenente Giovanni Piantoni e accompagnati dal capitano Roberto Sottiletti in qualità di ufficiale, diciamo, dirigente, e insomma è uno spettacolo straordinario di cui la stampa parlerà in maniera molto approfondita e molto ampia, perché ovviamente gli spettatori sono rimasti incantati di fronte a questa meraviglia italiana, il Carosello dei Carabinieri a cavallo. Comunque il calendario delle prove del campionato del mondo è già impostato, come poi lo rimarrà per tutta la sua vita, fino alla per come la vedo io, triste edizione del 2018 di Tryon, l'anno scorso, 2 anni or sono. Comunque, fino a quella data, dal 1953 al 2018, escludendo quell'edizione, il calendario rimane invariato, cioè 4 prove. 4 prove, a Parigi la prima è una prova a tempo, la seconda è una gara di potenza, la terza prova, che viene chiamata già semifinale, è una prova a 2 percorsi identici, e la quarta prova è
lo scambio dei cavalli, la grande, spettacolare, entusiasmante gara con lo scambio dei cavalli, cioè i migliori 4 cavalieri al termine di queste prime 3 prove andranno ad affrontare la finale, ciascuno monterà il cavallo proprio e i cavalli degli avversari. La partecipazione a questo campionato del mondo è stabilita in 2 binomi, 2 cavalieri per ciascuna nazione presente. Non è ancora stata istituita la gara a squadre. Questa è una cosa un po' curiosa, francamente non so dirvi per quale ragione la gara a squadre verrà inserita molto più avanti e non invece fin da questa prima edizione. Forse per una questione di complessità organizzativa, forse perché non tutte le nazioni ancora avrebbero potuto farvi fronte. Vero è che l'Olimpiade comunque la gara a squadre la presentava, come ben sapete. Tra l'altro questo campionato del mondo alla sua istituzione prevede che vi sia un'edizione ogni anno. Poi vedremo, poi subentrerà insomma una consapevolezza diversa circa questa manifestazione e verrà istituita la cadenza quadriennale, però alla nascita è previsto che vi sia un campionato del mondo ogni anno. E naturalmente l'obiettivo, il titolo diciamo di questa manifestazione è appunto Campionato del mondo per il cavaliere. Ecco perché nasce la finale con lo scambio dei cavalli, perché l'obiettivo era quello di esaltare la capacità cavalleristica, la capacità agonistica, la capacità interpretativa di cavalieri su cavalli verosimilmente mai montati fino a quel momento. Tenete conto anche del fatto che le comunicazioni allora erano ben diverse da quelle che sono oggi naturalmente, quindi non si vedevano i percorsi degli altri concorsi, non c'era, ovviamente non esisteva internet, non esisteva YouTube, non esisteva nulla che potesse fare in modo di far vedere i cavalli se non partecipare fisicamente, personalmente ai concorsi, ma chiaramente l'obiettivo quindi era proprio quello di mettere in risalto l'abilità del cavaliere. Questo era l'obiettivo del campionato del mondo e l'obiettivo della finale con lo scambio dei cavalli. Quindi dicevamo due cavalieri per nazione e poi una norma orrenda, antisportiva al massimo, che poi come vedremo tra breve partorirà degli effetti piuttosto destabilizzanti, è quella per cui al termine delle prime 2 prove, cioè la gara, la prova a tempo, la prova di potenza, prima quindi della semifinale, che sarebbe stata la gara decisiva per capire chi sarebbero stati poi i 4 finalisti, ebbene, dopo le prime 2 prove, il commissario tecnico di ciascuna rappresentativa avrebbe dovuto eliminare uno dei 2 propri cavalieri. In sostanza solo uno per nazione poteva proseguire sulla semifinale e sulla finalissima. È un regolamento assolutamente antisportivo. L'intento era quello di fare in modo che vi fosse la massima rappresentanza delle nazioni in gara, ovviamente, non di duplicare, però questo era la negazione della bravura sportiva, della bravura agonistica di qualche potenziale cavaliere, di qualche potenziale nazione che avrebbe potuto portare 2 cavalieri alla semifinale e poi addirittura in finale. Ovviamente non a caso questa cosa ci tocca molto da vicino, perché noi abbiamo i 2 fratelli di Nzeo. Ecco, qui bisogna fare una piccola che partecipano a questo mondiale, ora vedremo cosa succederà. Bisogna fare una piccola parentesi per dire che mai come nell'arco di tempo compreso nella seconda metà degli anni 50, parlare di salto ostacoli azzurro significa parlare di Piero di Raimondo di Nzeo. Sono loro che tengono in piedi la squadra nazionale, sono loro che ottengono i più grandi successi, sono
nel 1953, nel momento di questo primo campionato del mondo, sono già cavalieri che, Piero non ne parliamo, ma Raimondo aveva già ottenuto grandi risultati tali da farlo considerare ormai come un cavaliere di livello assolutamente paritario a quello del fratello. E quindi ecco, parlare di Italia in queste gare, in questi campionati del mondo che adesso verranno e nelle Olimpiadi, significa di fatto parlare di Piero di Raimondo Vinzeo. Chiusa questa parentesi, il regolamento di cui vi ho appena detto colpisce pesantemente l'Italia perché intanto Piero partecipa a questo campionato del mondo in sella al cavallo Uruguay, mentre Raimondo in sella al cavallo Merano. Merano era un cavallo italiano, figlio di un purosangue, ugolino da Siena, allevato da Giuseppe Morese, grande allevatore di cavalli sportivi, molti dei quali sono stati portati al successo sia da Piero sia da Raimondo, ma Raimondo con risultati più, evidenti, più importanti di quelli ottenuti dai cavalli allevati da Morese, da Piero. E Merano era ancora un cavallo giovane nel 1953, quindi aveva 7 anni, non era ancora un cavallo affermato come lo sarà più avanti. Uruguay invece era già un cavallo che aveva avuto diverse esperienze agonistiche importanti, purtroppo vi ricorderete quella infausta dei Giochi Olimpici di Helsinki 1952 dell'anno precedente, che poi avrebbe condotto all'appiedamento di Piero Dinzeo per 6 mesi, una situazione difficile, però comunque Uruguay era un cavallo certamente più consolidato di Merano. Il capo equipe della squadra azzurra, dei concorrenti, dei cavalieri azzurri, perché poi vi sono quelli che partecipano anche alle gare dello Xio francese, ma solo Piero e Raimondo partecipano al campionato del mondo. Antonio Gutiérrez comunica ai due fratelli che al termine della seconda prova, cioè della prova di potenza, visto il regolamento stabilito dalla competizione, il migliore in classifica proseguirà per il prosieguo del campionato del mondo, quindi sulla semifinale e poi sulla finalissima. Ebbene, chissà che cosa in realtà pensava Gutiérrez, chissà quali erano i suoi convincimenti. Fatto sta che al termine della seconda prova, della prova di potenza, il migliore è Raimondo con Merano. Quindi Raimondo, che in questo momento è ancora un giovane cavaliere pieno di una voglia incontenibile di affermazione e soprattutto trascinato da un esempio come quello del fratello Piero, che lo traina, lo stimola, lo sfida anche in un certo senso a dare sempre il massimo e il meglio. Raimondo è un ragazzo di grandissimo ardore, è un entusiasta, è uno animato da un fuoco agonistico, a differenza del fratello Piero, quasi insopprimibile, e quindi è ovviamente eccitatissimo all'idea di poter proseguire insieme al suo Merano sulle gare, sulla semifinale e poi eventualmente, augurabilmente, nella finalissima del campionato del mondo. Se non che succede l'imprevisto, e cioè succede che Antonio Gutiérrez ci ripensa e decide che invece proseguirà Piero con Uruguay e non Raimondo con Merano. La decisione di Gutiérrez, nonostante lo stesso Gutiérrez avesse in precedenza stabilito che il migliore in classifica avrebbe proseguito, ma forse in cuor suo pensando che il migliore sarebbe stato Piero con Uruguay, la decisione di Gutiérrez diciamo che trova ragione su due presupposti di partenza. Il primo è che Uruguay era un cavallo sicuramente più difficile, più impegnativo, più particolare rispetto a Merano, e nella previsione
di una finale con lo scambio dei cavalli, probabilmente Uruguay sarebbe stato cavallo che avrebbe messo in difficoltà maggiori i rivali, più di quanto non avrebbe fatto Merano. Questo comunque era la valutazione di Gutiérrez. E poi un aspetto, diciamo così, di carattere psicologico di non secondaria importanza. Tra l'altro è anche ragionevole pensare che questa decisione Gutiérrez l'abbia presa di concerto con il presidente della FISE, Ranieri di Campello, che era presente ovviamente a questo campionato del mondo. La seconda ragione è quella probabilmente di voler dare a Piero una dimostrazione di fiducia, una dimostrazione di stima dopo, o perlomeno di rassicurazione che sia stima sia fiducia non fossero minimamente alterate dopo la gravissima vicenda delle Olimpiadi di Helsinki 1952, nella quale vi ricorderete, a causa di una gestione quantomeno discutibile della problematica del peso per entrare in campo, Piero D'Inzeo si era attardato in campo prova con il giudice al peso, e questo aveva fatto sì che lui non si presentasse alla chiamata in campo e venisse eliminato. E questa eliminazione aveva eliminato l'Italia, quindi con conseguenze gravissime, se pensate che appunto l'Olimpiade a quel tempo era l'unico campionato internazionale, quello a cui tutti guardavano come la più importante sfida sportiva del mondo, e che inoltre determinava anche in maniera consistente la contribuzione del CONI, quindi insomma non erano cose da poco. E quindi dopo questa vicenda Piero era stato appiedato per 6 mesi come sanzione disciplinare che la FISE aveva irrogato a suo carico, a suo danno. 6 mesi di appiedamento per il cavaliere più importante del mondo. Poi Piero era un personaggio dal carattere decisamente particolare, e quindi insomma probabilmente c'è stata anche la volontà di dimostrare a Piero D'Inzeo che nei suoi confronti stima e fiducia erano del tutto inalterate, e che quindi sarebbe stato lui a proseguire nella semifinale e poi eventualmente in finale. In effetti Piero arriva poi alla finale, è nei 4 finalisti che vanno a sfidarsi per il titolo mondiale con lo scambio dei cavalli, e qui si avvera quello che aveva pensato Gutiérrez, cioè Uruguay è effettivamente il cavallo che ottiene la penalizzazione maggiore tra tutti e 4 quelli in gara in finale. Quello che non si poteva invece immaginare è che parte di questa penalizzazione la ottenesse proprio con il suo cavaliere, con Piero D'Inzeo, che nella finalissima porta a termine la peggiore prestazione su Uruguay di tutte quelle fino a quel momento, e colleziona ben 12 penalità, e alla fine rimarrà quarto in classifica Piero, mentre la vittoria sarà conquistata dal cavaliere spagnolo Francisco Goyoaga, soprannominato e conosciuto da tutti come Paco. Al secondo posto il tedesco Fritz Tiedemann, e in terza posizione Pierre-Joncaire Doriolà. Vedete che cominciamo già ad entrare nella realtà sportiva con dei nomi che non dico che siano di attualità, però che fanno parte in maniera molto viva del passato, della conoscenza del passato e del sogno sportivo di molti di noi, insomma. Uruguay, appunto, come vi dicevo, è il cavallo che totalizza il maggior numero di penalità. Uruguay ne colleziona 12 con Piero D'Inzeo, 12 con Doriolà, 4 a testa con Tiedemann e con Goyoaga, mentre invece Piero, oltre alle 12 penalità con Uruguay, ne totalizza 4 con Diamant, che era il cavallo di Fritz Tiedemann, 8 con Alibaba, che è il cavallo di Pierre-Joncaire Doriolà, e 0 con Quorum, che è il cavallo di Francisco Goyoaga, e quindi quarto posto per lui. Questa decisione di Gutiérrez
ha una conseguenza assolutamente inimmaginabile, imprevedibile e anche piuttosto criticabile obiettivamente. Cioè Raimondo Dinzeo, infuriato per questa cosa che lui ritiene un sopruso a tutti gli effetti, in ottobre di questo 1953 vende Merano, e lo vende proprio come diciamo forma di violenza contro la Fise, perché si riteneva vittima di un'ingiustizia gigantesca. Merano non era un cavallo qualsiasi per Raimondo. Raimondo lo aveva scelto, voluto, amato fin dal primo istante, quando Giuseppe Morese glielo aveva presentato subito dopo la fine del premio allevamento a Villa Borghese. Morese aveva presentato un gruppo di suoi cavalli a Costante Dinzeo, a Piero e Raimondo, e Piero e Costante ne avevano presi 2. Raimondo aveva provato Merano ed era rimasto immediatamente incantato ma non tanto da un punto di vista tecnico, quanto proprio da un punto di vista di rapporto personale, sentimentale quasi, con questo cavallo, il quale gli ha dimostrato altrettanto, o comunque Raimondo era convinto che Merano gli avesse dimostrato altrettanto. Quindi si era sentito proprio di aver trovato il cavallo della sua vita. In effetti poi lo sarà davvero Merano il cavallo della sua vita. Quindi venderlo era un atto di una violenza inimmaginabile, tant'è vero che poi Raimondo scriverà parole veramente forti quando rifletterà a posteriori su questo suo comportamento, giudicandolo assolutamente scriteriato, autolesionista oltre l'immaginabile. E però insomma questa vendita c'è, il cavallo Merano viene acquistato da Sandro Perrone, che di Raimondo era anche un fraterno amico, e Raimondo entra in una crisi devastante. Veramente il peggior periodo della vita sportiva per Raimondo Dinzeo inizia dopo la vendita di Merano alla fine del 1953. E quindi nel 1954 ci sarà la seconda edizione del campionato del mondo, viene disputata a Madrid, perché la regola allora prevedeva che il paese organizzatore del campionato del mondo sarebbe dovuto essere quello del vincitore dell'edizione precedente. A Parigi nel 1953 ha vinto Francisco Goyoaga, e quindi doveva essere la Spagna ad organizzare la seconda edizione nel 1954. Così accade. Non ci sono i fratelli Dinzeo in gara, perché Piero Dinzeo nell'agosto del 53, quindi poco dopo il campionato del mondo di Parigi, viene promosso capitano, deve quindi effettuare il periodo di comando e assolvere tutta una serie di obblighi, di impegni di carattere militare che lo terranno lontano dallo sport, pensate, per un anno. Piero Dinzeo non partecipa a concorsi per un anno intero, da agosto 1953 ad agosto 1954. E Raimondo è privo del cavallo migliore, non ha cavalli importanti, non ha, perlomeno non tali da poter essere impegnati in un campionato del mondo, e inoltre è anche in uno stato d'animo, in una condizione psicologica veramente devastante, anche se in effetti il campionato del mondo di Madrid è organizzato dal 12 al 20 giugno, e poco prima succede un'altra cosa meravigliosa da un certo punto di vista, molto romantica, e cioè Sandro Perrone con Merano non si trova. Perrone non è un cavaliere da poco, è un cavaliere importante che ha avuto grandi risultati, che insomma è un signor cavaliere, però con Merano non costituisce il cosiddetto binomio, non scatta la scintilla, i due non si intendono, non si trovano, i risultati agonistici sono molto altalenanti, ma più in negativo che in positivo, e quindi in giugno, all'inizio di giugno o alla fine di maggio, adesso ecco qui me l'ero annotato, il 31 maggio
del 1954 Sandro Perrone vende Merano e lo acquista la Federazione Italiana Sport Equestri e lo acquista la FISE per ridarlo a Raimondo. E qui Raimondo improvvisamente esplode di una gioia e di una insomma incontenibile, riparte tutto dentro di lui, improvvisamente è come se il circuito venisse rimesso in funzione, tutto tornasse al suo posto. E quindi Raimondo riprende a montare Merano e riprende a macinare successi, però certamente il 31 maggio era molto vicino, troppo vicino rispetto alle date del campionato del mondo di Madrid, non era certo pensabile che Raimondo potesse parteciparvi con Merano. Perché la FISE ha comprato Merano? Detto che la FISE acquisterà molti dei cavalli montati dai fratelli Dinzeo per poi assicurarli a loro, Uruguay stesso viene acquistato dalla FISE, The Rock in futuro, il grande compagno di gara di Piero Dinzeo, ugualmente verrà acquistato dalla FISE. Era un modo per impedire. Tra l'altro noi siamo ben consapevoli di che cosa possa voler dire questa cosa, visto che negli ultimi anni molti dei nostri migliori cavalli sono stati acquistati all'estero e noi li abbiamo perduti. Oggi sarebbe impensabile che la FISE potesse acquistare i cavalli per garantirli al loro cavaliere, perché lo sapete tutti, le cifre non hanno più niente di umano, ma allora invece la situazione era diversa. E piuttosto che vedere Merano andare a finire sotto la sella di un cavaliere straniero, in effetti c'era Doriolà che era molto interessato all'acquisto di Merano e forse Sandro Perrone aveva anche avviato una trattativa in tal senso. E quindi piuttosto che vedere questi cavalli fortissimi andare a finire sotto la sella di un cavaliere straniero, la FISE, sapendo poi di avere due personaggi come Piero e Raimondo, che insomma erano in quel momento i due più forti cavalieri del pianeta, ha ben pensato di garantirseli per poter continuare ad avere i successi sportivi che questi binomi avrebbero garantito, e in effetti così è accaduto. Quindi Raimondo ritorna su Merano, ma non partecipa al campionato del mondo. Piero Dinzeo non partecipa perché è impegnato con gli impegni militari. Al campionato del mondo di Madrid 1954 partecipano Salvatore Oppes e Eugenio Montessoro. Salvatore Oppes monta Pagoro e Somalo, due cavalli italiani. Pagoro, lo ricorderete, il cavallo che aveva montato Piero Dinzeo ai Giochi Olimpici di Helsinki 1952, incompleto, e Eugenio Montessoro proprio monta Uruguay e Traian come secondo cavallo. Uruguay, che essendo di proprietà della FISE, ormai divenuto di proprietà della FISE, viene affidato a Montessoro, anzi originariamente il cavallo era stato affidato a Fabrizio Finesi, però poi Fabrizio Finesi, che era un cavaliere romano importante, che molti tra voi ricorderete alla guida del comitato organizzatore dello Xio di Roma per tanti anni, è stato anche per tanti anni capo equipe delle squadre azzurre di salto ostacoli, è stato a sua volta un cavaliere importante in salto ostacoli, anche se non diciamo di livello pari a quello dei fratelli Dinzeo, ma comunque cavaliere impegnato in Coppa delle Nazioni. Però Fabrizio Finesi ha avuto un incidente, un infortunio, per cui Uruguay viene dirottato su Montessoro. Alla finale con lo scambio dei cavalli nel campionato del mondo di Madrid vi arriva Salvatore Oppes con Pagoro. Salvatore Oppes con Pagoro, ma ancora una volta, così come era accaduto nel caso di Piero Dinzeo l'anno precedente, il nostro cavaliere, il nostro rappresentante sarà quarto alla fine in classifica. Il campionato del mondo viene vinto da Hans-Günther Winkler, e poi al secondo posto ancora Pierre-Jonquière Doriolà, che ritorna quindi nella finalissima, Francisco Goyoaga, anche lui terza posizione, per lui forse un po' di delusione visto che gareggiava di fronte al proprio pubblico, e poi Salvatore Oppes su Pagoro al quarto posto. Lo stesso Winkler
confiderà che il cavallo più impegnativo, quello più complicato, quello più difficile montato da lui nella finalissima è stato proprio Pagoro. E tra l'altro Salvatore Oppes, che in questa seconda metà degli anni 50 è il compagno per eccellenza dei due fratelli d'Inzeo nelle Olimpiadi, abbiamo visto nel 52, lo sarà anche nel 56, però alla fine di quest'anno, nel 1954, rimane vittima di uno dei suoi tanti, ma questo forse probabilmente il più grave, incidente in gara. A Rotterdam, nel Chio di Rotterdam, in sella una cavalla irlandese che si chiamava Cluain Meala, francamente io non so se sia corretta questa pronuncia, ma comunque questo era il nome della cavalla. Succede a Rotterdam un incidente terrificante, insomma in un largo, la cavalla si infila dentro questo largo, si rovescia oltre l'ostacolo, schiaccia Salvatore Oppes, cioè insomma una scena veramente truculenta. Purtroppo la cavalla dovrà essere soppressa, dovrà essere abbattuta per una frattura probabilmente vertebrale, o insomma comunque muore, e Salvatore Oppes sembra in condizioni gravissime, viene portato in ospedale di corsa, viene ovviamente soccorso, alla fine le condizioni sono gravi, non tanto da comprometterne la sopravvivenza, di un gran numero di fratture, viene operato, e tra l'altro c'è così anche una piccola così una cosa che va sottolineata anche per dimostrare come si viveva, ecco, in quel tempo. Il professore che opera Salvatore Oppes è un cavaliere, si chiama Costers di cognome, è un cavaliere che faceva gare di un certo livello, ma la cui professione era quella di medico chirurgo, e quindi Salvatore Oppes viene seguito da lui, viene operato da lui, un'operazione, più di un'operazione in realtà, che durano diverse ore, e quando Bruno Bruni, che era il capo equipe della squadra azzurra in quel Chio di Rotterdam, deve partire, deve seguire gli altri cavalieri, i cavalli che devono ritornare in Italia, Oppes ovviamente rimane ricoverato a Rotterdam. Bruni va a parlare con il professor Costers per riprendere accordi sulla situazione. Al termine del loro colloquio Bruni, militare, si alza in piedi in maniera molto così austera, dice: professore, mi dica il suo onorario, e al che il professor Costers si alza, stringe la mano a Bruni e gli dice: colonnello, lei dimentica che anch'io sono un cavaliere. Ecco, insomma, una bella cosa, una bella storia di sport che dimostra come, insomma, certi principi venissero vissuti a quei tempi. Oggi dubito che avrebbe potuto essere altrettanto. Arriviamo al 1955, terza edizione del campionato del mondo, Aquisgrana, tempio del salto ostacoli mondiale, 9 giorni di concorso ippico internazionale ufficiale, all'interno del quale c'è il campionato del mondo. Dall'1 al 10 luglio, pensate, durante questi 9 giorni 180.000 spettatori, una cosa impressionante, una cosa meravigliosa. Rimane ancora valida, è ancora valida quella sciagurata regola per cui soltanto un cavaliere per nazione avrebbe potuto arrivare in semifinale e poi alla finalissima con lo scambio dei cavalli. Ed ancora una volta l'Italia e i fratelli d'Inzeo vengono penalizzati pesantemente da questa regola, ripeto, sciagurata, perché alla fine della semifinale, alla fine delle prime due prove, prima della semifinale, Raimondo è terzo in classifica e Piero è quarto, quindi questa volta sarà Piero ad essere escluso. Ma la cosa ancora più assurda è che, siccome al comando c'era Hans-Günther Winkler e al secondo posto Fritz Tiedemann, quindi entrambi tedeschi, anche Tiedemann viene escluso,
viene escluso Piero. Dopo Piero in classifica c'era un altro cavaliere tedesco che quindi non avrebbe potuto essere ripescato. Bisogna andare in fondo a recuperare un cavaliere britannico, un militare britannico, Ronnie Dallas, che insomma non era proprio esattamente un fulmine di guerra, tant'è che poi sarà quello che otterrà il terzo posto, ma solo perché uno dei 4 si ritirerà nella finalissima. Adesso vedremo. Comunque è un campionato del mondo probabilmente il più spettacolare tra quelli disputati, il terzo insomma, il più spettacolare rispetto ai 2 precedenti, perché termina con un epilogo entusiasmante, ripeto, Aquisgrana stadio pieno. Al termine dello scambio dei cavalli, dei 4 finalisti, a parità di penalità ci sono Hans-Günther Winkler e Raimondo Dinzeo, e quindi bisogna ricorrere ad un barrage per stabilire chi dei 2 sarà il nuovo campione del mondo, se Winkler, campione del mondo uscente, oppure se Raimondo Dinzeo, che ormai è diventata non la stella, ma la forza emergente, dirompente a livello internazionale. E i cavalli che devono essere impegnati per il barrage, però da regolamento non possono essere quelli che hanno preso parte alle prove precedenti. Quindi ciascuno dei cavalieri deve, dei 2 finalisti, dei 2 barragisti, deve utilizzare il cavallo di riserva. Raimondo non aveva un cavallo di riserva, aveva soltanto Merano, e quindi deve improvvisare il cavallo di riserva di Piero, tal Nangis, che era un buon cavallo, ma insomma non certo un fuoriclasse. Mentre invece Hans-Günther Winkler aveva montato Orient nelle gare di qualifica alla finalissima, e dovrà montare il suo secondo cavallo, che è Halla, che in realtà è la sua cavalla migliore. Però già qui si comincia a percepire il problema che poi condurrà, ripeto, io la considero una decisione ugualmente sciagurata, condurrà la FEI nel 2018 a sopprimere la finalissima con lo scambio dei cavalli. Cioè Winkler stesso già allora, stiamo parlando del 55, dichiarerà che non aveva voluto utilizzare Halla nelle prove precedenti per non affaticarla e soprattutto per non costringerla all'eventuale scambio con gli altri cavalieri nella finalissima. Era molto preoccupato da questo, e quindi monterà Halla nel barrage, ma ci sarà lo scambio dei cavalli anche in barrage, quindi Raimondo dovrà montare Halla e Winkler dovrà montare Nangis. Le cose si mettono in maniera tale per cui l'ultimo percorso di questo barrage è quello di Raimondo in sella a Halla, e la situazione è veramente sportivamente drammatica, perché se Raimondo fa un errore vince Winkler, se Raimondo non commette errori vince Raimondo. Voi immaginatevi che pressione in Germania ad Aquisgrana in una situazione del genere. Raimondo commette un errore in sella ad Halla, e quindi Winkler si laurea campione del mondo per il secondo anno consecutivo. Però c'è una storia che racconta lo stesso Winkler nel suo libro dedicato alla sua mitica Halla, una storia bellissima. Vi leggo quello che scrive Winkler stesso. Tenete presente che allora insomma non era proprio come oggi, cioè la situazione era per cui tutti i cavalieri rimanevano in campo a piedi, insomma era molto condivisa questa finalissima, questo barrage. C'era anche Piero Dinzeo in campo, e Winkler scrive: quindi voi immaginatevi, Raimondo finisce il suo percorso con l'errore che gli toglie la possibilità di essere campione del mondo e dà invece il titolo mondiale al suo avversario. Scrive Winkler: prima ancora che potessi realizzare quello che stava succedendo, Raimondo smontò di sella dando Halla al suo groom.
mi corse incontro per essere il primo ad abbracciarmi. Mi strinse forte tra le sue braccia, ripetendo in continuazione: Hans, campione del mondo, sei campione del mondo. E pensate, insomma, è una scena così, abbastanza forte emotivamente parlando. Comunque, questa situazione deleteria del divieto di poter proseguire con due cavalieri della stessa nazione nel campionato del mondo si ferma qui. Per fortuna la FEI si rende conto dell'assurdità sportiva, dell'ingiustizia sportiva che questo rappresentava. Lì ad Aquisgrana ben due cavalieri meritevoli sul campo di raggiungere la finalissima se lo sono visto impedire: Fritz Tiedemann e Piero Dinzeo. Quindi veramente un'assurdità sportiva. La FEI decide quindi che dalla prossima edizione, quella del 1956, questa regola non sarebbe stata più utilizzata. E arriviamo quindi a questo 1956 molto importante, perché vi saranno ben due campionati internazionali nello stesso arco di tempo, negli stessi 12 mesi, cioè i Giochi Olimpici di Stoccolma e il Campionato del Mondo, ancora una volta disputato ad Aquisgrana, perché la regola appunto prevedeva, questa rimaneva in corso, la regola era quella per cui il paese organizzatore avrebbe dovuto essere quello del cavaliere vincitore nell'edizione precedente. Winkler si è assicurato la seconda vittoria e quindi il campionato del mondo sarebbe ritornato ad Aquisgrana. Ma prima però ci sono le Olimpiadi di Stoccolma 1956, ma le Olimpiadi nel 1956 in realtà si disputano a Melbourne. Qui c'è un fatto piuttosto sconcertante, oggi forse anche abbastanza incredibile tutto sommato, e cioè quando venne affidata l'Olimpiade all'Australia, e quindi parliamo se non ricordo male del 53, dei primi mesi del 53, subito dopo le Olimpiadi di Helsinki, non si tenne minimamente in conto del fatto che all'interno del programma olimpico c'è lo sport equestre e che l'Australia aveva una rigidissima serie di leggi che riguardavano l'ingresso di animali all'interno del proprio paese. I cavalli avrebbero dovuto osservare un periodo di quarantena di 6 mesi in Inghilterra prima di poter entrare in Australia. Ovviamente questo era un pregiudizio drammatico per gli sport equestri, tant'è che nel 1953 a Canberra, poco dopo l'assegnazione dei Giochi Olimpici, improvvisamente ci si rende conto di questo problema, ma viene ribadita la assoluta intangibilità delle leggi in merito all'ingresso di animali, che quindi non si sarebbe fatta alcuna deroga, non ci sarebbe stata alcuna deroga rispetto a questa legge, a questa regola che prevedeva la quarantena di 6 mesi in Gran Bretagna prima di poter entrare in Australia. E quindi la situazione è piuttosto così difficile, perché ovviamente lo sport equestre non avrebbe potuto rispettare questo tipo di regola. Nel 13 maggio del 1954 si tiene una riunione del CIO in cui si discute se mantenere, alla luce del fatto che gli sport equestri non avrebbero potuto essere disputati a Melbourne, si tiene una riunione nella quale decidere se confermare i giochi a Melbourne oppure se trovare una sede alternativa. Tenete conto che la Carta Olimpica statuiva precisamente
che tutte le competizioni degli sport equestri nel calendario olimpico avrebbero dovuto aver luogo nella stessa situazione, nello stesso luogo e contestualmente. Questo era un principio previsto dalla Carta Olimpica. Invece cosa succede? Succede che il CIO straordinariamente decide di assegnare gli sport equestri, di far disputare gli sport equestri ad un altro paese. Ma d'altro canto era inevitabile. Mantenere il rispetto della quarantena per mantenere il rispetto della contestualità avrebbe voluto dire di fatto che nessuno si sarebbe presentato a Melbourne, nessuno dello sport equestre si sarebbe presentato a Melbourne per gareggiare alle Olimpiadi. Il cavallo italiano tuttavia scrive una nota piuttosto dura sull'argomento, adesso ve la leggo, perché sì, il problema è che non soltanto veniva cambiata la città, ma due città diverse, due paesi diversi, due continenti diversi e anche due date diverse, perché Melbourne, cioè le Olimpiadi a Melbourne erano in calendario dal 22 novembre all'8 dicembre, mentre invece lo sport equestre a Stoccolma dal 10 al 17 giugno. Ma per farvi capire come venne percepito dallo sport equestre questo cambiamento, vi leggo appunto quello che ha scritto il Cavallo Italiano, che vi ricordo ancora una volta è l'organo ufficiale di informazione della FISE, l'elemento di comunicazione anche amministrativo, insomma, che la FISE utilizzava in quel periodo. Come era da attendersi, con 30 voti favorevoli contro 13, la soluzione adottata fu la seconda, cioè lo spostamento dei giochi dello sport equestre a Stoccolma. Alla violazione dello spirito della legge olimpica si aggiunge così il grave pregiudizio portato agli sport equestri, che vengono ad essere privati dell'enorme eco mondiale che si accompagna alla grande adunata olimpica. Il generale barone de Tranois, presidente della FEI e membro del CIO, era doppiamente qualificato per difendere questo spirito e tentare di evitare il danno derivante agli sport equestri. Lo fece con una fermezza ed una energia di cui tutti i cavalieri debbono essergli riconoscenti. Raramente negli annali del CIO hanno dovuto registrare una requisitoria così violenta che, se non è stata coronata dal successo, dato che la partita era scontata in partenza, servirà almeno ad evitare che una tale deroga alla tradizione olimpica possa costituire un precedente per le future Olimpiadi. E ecco, quindi una critica molto forte, molto dura, insomma, da parte dell'equitazione italiana e dalla FISE a questa decisione, ma d'altro canto sembra piuttosto irragionevole che il CIO togliesse tutta l'Olimpiade a Melbourne per salvare lo sport equestre nel contesto del calendario olimpico. Comunque, fatto sta che nonostante il cavallo italiano lamenti l'ipotesi di una mancanza di visibilità mediatica per lo sport equestre, in realtà a Stoccolma garantisce uno spettacolo assolutamente straordinario. Vi ricordate che già a suo tempo, quando parlammo delle Olimpiadi del 1912, si diceva come Stoccolma abbia rappresentato per lo sport equestre sempre un luogo molto particolare, perché oltre ad aver ospitato nel 1912 appunto la prima edizione con il programma dello sport equestre inserito nel calendario olimpico, abbiamo Stoccolma adesso nel 1956, avremo Stoccolma nel 1990 quando verrà organizzata la prima edizione di quella straordinaria manifestazione che sono stati i World Equestrian Games, cioè il campionato del mondo di 6 specialità in un unico luogo, in un unico periodo. Quindi Stoccolma evidentemente ha questo potere di incroci importanti. Dicevamo la mediatizzazione dell'evento sportivo di Stoccolma, lo sport equestre a Stoccolma, è stata in realtà molto forte, perché vi furono 300 giornalisti accreditati, 100 radio e 50 televisioni,
Pensate, le radio erano in quantità maggiore rispetto alle televisioni accreditate e 50 fotografi, che insomma, calcolando gli anni di cui si sta parlando, sono cifre assolutamente importanti. Il pubblico ovviamente è accorso, lo stadio olimpico di Stoccolma, ve lo ricorderete, ne abbiamo parlato quando appunto abbiamo fatto la puntata sulle Olimpiadi del 12, era stato costruito appositamente per quell'evento, rimane intoccato, è ancora identico in questo 1956, la capienza è di circa 25.000 posti, quindi niente a che vedere con i 120.000 di Wembley o di Berlino, però insomma comunque una discreta, era comunque pieno, insomma, ecco, quindi questo era importante. E quindi salto ostacoli abbiamo l'Italia che si presenta con i due fratelli Dinzeo in sella ai loro numeri 1, Piero monta Uruguay, Raimondo monta Merano e Salvatore Oppes, che si è ripreso bene dall'infortunio del 1954, dalla fine del 54, è passato un po' di tempo, insomma, e è riuscito Salvatore Oppes con la grinta che gli era tipica a riprendersi, a ritornare competitivo come prima, e quindi c'è ancora lui a fianco di Piero e di Raimondo per i Giochi Olimpici di questo 1956. Il salto ostacoli vede 66 concorrenti in rappresentanza di 24 paesi. Naturalmente i protagonisti sono certamente i due fratelli Dinzeo e Hans-Günther Winkler. Il pronostico è tutto per loro evidentemente, e in effetti il pronostico viene rispettato, nonostante un incidente, un vero e proprio incidente che capita a Winkler. Di questo forse qualcuno tra voi che ha seguito le puntate che abbiamo fatto in comitato si ricorderà. La gara prevede 2 percorsi dai quali si costruisce sia la classifica individuale sia la classifica a squadre, e nel primo giro non ci sono percorsi netti, non c'è un solo percorso netto, questo tanto per darvi l'idea della difficoltà. E Winkler chiude con 4 penalità, ma durante il suo primo percorso succede che su di un salto in cui non c'è, diciamo così, una buona dinamica, Alla faccia una specie di rimboccone catapultando Winkler in aria, il quale nello sforzo, nella tensione, insomma, esercita probabilmente una tensione muscolare esagerata, rimane vittima di uno strappo inguinale potentissimo e quindi si accascia sul collo di Alla, non riesce quasi più a stare in sella. L'ultimo ostacolo, che era addirittura rispetto a quello dove era accaduto questo incidente, Alla lo attraversa letteralmente ed è lì che commette quell'errore. Lì le 4 penalità vengono da lì, altrimenti sarebbe stato 0. E qui inizia il dramma di Winkler, perché se lui si fosse ritirato la Germania ovviamente sarebbe stata eliminata e quindi avrebbe perduto la possibilità di correre per una medaglia che in quel momento sembrava assolutamente alla portata dei cavalieri tedeschi. E quindi Winkler deve assolutamente montare. Scartata l'ipotesi di andare in ospedale, di farsi vedere, perché questo avrebbe voluto dire sicuramente essere ricoverato, o comunque i medici certo non gli avrebbero dato il via libera per montare nuovamente. Insomma, lì c'è tutta una gestione romanzesca che Winkler racconta con dovizia di particolari nella sua autobiografia, con il veterinario della squadra che fa delle iniezioni strane di morfina. A un certo punto lui non ci vede più, allora gli danno da bere del caffè, insomma alla fine lo rimettono fisicamente in sella, e Winkler racconta di come Alla abbia quasi capito la situazione e sia stata lei a trasportare lui più che non lui a condurre lei. Insomma, fatto sta, questo è un fatto veramente incredibile,
ai limiti dell'incredibile, se non fosse che è realtà ed è documentata. Alla termina a 0 penalità il secondo percorso, portandosi sulla sella questo Winkler che non riusciva praticamente neanche a stare in sella, una specie di fantoccio dolorante, ogni salto era un urlo terrificante per il dolore che provava, però alla fine tutto questo sacrificio è valso perché Winkler ha conquistato la medaglia d'oro individuale e ha garantito anche la medaglia d'oro a squadre per la Germania. Piero e Raimondo D'Inzeo però sono rimasti immediatamente alle spalle del cavaliere tedesco in terza e seconda posizione rispettivamente. Raimondo D'Inzeo vince la medaglia d'argento e Piero quella di bronzo, e sono 2 medaglie importantissime perché, tutte quelle olimpiche ovviamente lo sono, ma sono quelle che arrivano subito dopo quelle conquistate da Lecquio negli anni 20 e da Valerio negli anni 20, ma quelle erano, per carità, ugualmente medaglie olimpiche, però in un contesto completamente diverso. L'Olimpiade era quasi, insomma sì, un grande evento, ma nessuno ne parlava, non si vedeva in televisione, la gente non ne sapeva quasi nulla, c'era un contesto di condivisione molto limitato. Qui invece, come avete visto, i numeri sono altissimi per quanto riguarda la televisione, i giornali, i fotografi, insomma è un evento di grandissimo impatto, e queste sono appunto 2 medaglie che in qualche modo danno una formalizzazione massima al valore di 2 cavalieri che erano già ovviamente ai massimi livelli mondiali, ma l'Olimpiade era proprio la consacrazione più alta possibile per un atleta. Salvatore Oppes su Pagoro invece fa un po' più di fatica, chiude a 23 penalità il primo giro e a 24 il secondo. Tuttavia, con le 8 penalità complessive di Raimondo su Merano e le 11 complessive di Piero su Uruguay, l'Italia conquista la medaglia d'argento alle spalle della Germania. E quindi insomma, dopo l'infausta Olimpiade di Londra 48 con l'eliminazione di tutti e 3 i cavalieri italiani, dopo l'ancor più sconcertante eliminazione del 1952 dovuta all'episodio che ha visto Piero D'Inzeo protagonista, ma intuendo già in quell'edizione che i cavalieri italiani, cioè i 2 fratelli fondamentalmente, avrebbero potuto raggiungere ben altro risultato, ecco che finalmente Stoccolma 1956 sancisce in maniera ufficiale, inequivocabile, che Piero e Raimondo D'Inzeo sono 2 campioni formidabili e l'Italia vince la medaglia d'argento. È un'Olimpiade importante questa di salto ostacoli perché per la prima volta vi sono comprese le donne. 2 amazzoni sono la britannica Pamela Smythe e la belga Brigitte Schockert. Pamela Smythe tra l'altro ottiene un risultato importante perché è 10ª in classifica. Tra i nomi che partecipano a questa edizione dell'Olimpiade di salto ostacoli c'è anche un giovanissimo Nelson Pessoa che inizia qui la sua formidabile carriera, lui chiuderà al 33esimo posto. La Germania, come detto, vince con Hans-Günther Winkler su Halla, Fritz Tiedemann su Meteor e Alfons Lutke Westerwes su Ala. Pensate che di questi 2 cavalli, Halla e Meteor, in Germania esistono 2 monumenti. 2 monumenti che sono stati eretti in omaggio a questi 2 formidabili campioni del salto ostacoli tedesco. Ma c'è anche importanti aspetti di cui riferirvi per quanto riguarda il dressage soprattutto, e poi vedremo anche il completo rapidamente perché vedo che il tempo sta esaurendo. Comunque il dressage è molto importante perché c'è un vero e proprio scandalo, nel senso che al termine della prova di dressage il giudice svedese vede al primo, secondo, terzo posto 3 cavalieri svedesi,
il giudice tedesco vede al primo, secondo e terzo posto 3 cavalieri tedeschi. È uno scandalo tale per cui la FEI addirittura sospende quei 2 giudici dalla loro attività e prevede che le cose cambino radicalmente in vista del prossimo appuntamento olimpico che, guarda caso, sarà quello di Roma 1960. Viene sospesa la gara a squadre, cancellata dal programma olimpico la prova a squadre, addirittura il CIO, alla luce di questo scandalo, spingeva per fare in modo che venisse cancellato definitivamente il dressage dal programma olimpico, anche perché questa situazione della soggettività del giudizio metteva a dura prova la correttezza, l'etica di tutta la manifestazione. Già in precedenza, se vi ricorderete, nel 52 e prima ancora nel 48, insomma, c'erano stati episodi che non favorivano questa visione, e quindi venne messo. Però in realtà cosa si decise? Che i 2 giudici, come ho detto, vennero sospesi. La gara a squadre venne definitivamente su Roma 1960 venne cancellata, ma la cosa più impressionante è che due soli cavalieri per nazione avrebbero potuto partecipare. Tutti i rettangoli, tutte le prestazioni dei concorrenti a Roma sarebbero state filmate, una commissione li avrebbe revisionate al termine della giornata di gara e che il risultato sarebbe stato dato il giorno successivo. Quindi figuratevi che tipo di manifestazione di gara poteva essere, insomma. Però questo purtroppo è stato determinato da questa situazione abbastanza così scandalosa, ripeto, dei giudici svedesi e del giudice tedesco. Tra l'altro la Svezia vince la medaglia d'oro con la stessa squadra del 1952 e con la stessa cavalieri, non i cavalli, e con la stessa squadra del 1948. Vi ricordate, il 48 era stato l'anno in cui era stato sospeso il cavaliere svedese Gennal Persson, perché era stato prima promosso ad ufficiale, poi degradato a sottufficiale subito dopo i Giochi Olimpici, quando potevano parteciparvi solo i sottufficiali. Gennal Persson, che è ancora protagonista di questa vittoria. Il podio individuale vedrà un grande risultato, straordinario risultato di quella Lise Hartel, che aveva ottenuto ad Helsinki la medaglia d'argento. Vi ricorderete la storia di Lise Hartel, disabile, portata in braccio in premiazione da Henri de Saint-Cyr, che rivince l'oro individuale lui e rivince l'argento individuale lei. Questo dunque è l'Olimpiade del 56. C'è una cosa bella da raccontare a proposito del completo. La squadra italiana di completo è guidata da Giuseppe Chiantia, in soccorso del quale arriva anche Dino Ferruzzi, e la squadra di completo si presenta con Giancarlo Gutierrez, Adriano Capuzzo e Giuseppe Molinari. Giuseppe Molinari è un sottufficiale, il primo sottufficiale italiano che partecipa ad un'Olimpiade. Il bello, diciamo, di questa squadra, ciò che emerge è che in realtà sia Adriano Capuzzo sia Giancarlo Gutierrez figlio di Antonio Gutierrez, il capo equipe della squadra di saltostacoli, sono più classificabili, diciamo, come cavalieri di saltostacoli che non cavalieri di completo anche in quel momento, ma come abbiamo spesso avuto modo di sottolineare, la realtà era quella per cui tutti dovevano sapere fare tutto bene, quindi sia montare in saltostacoli sia montare in completo, e la dimostrazione del valore dei nostri cavalieri viene data proprio dal fatto che ottengono un risultato davvero eccellente.
L'Italia ottiene la quarta o quinta posizione, aspettate che vado a controllare, non mi ricordo a memoria, mi sembra, ecco sì, il quinto posto l'Italia, e Gutierrez settimo individuale, mentre Capuzzo nono individuale e Molinari 32esimo. Però qui c'è una bella storia. Intanto diciamo che Adriano Capuzzo è un personaggio di importanza talmente massima per lo sport equestre italiano, del quale parleremo la prossima puntata, perché su di lui c'è molto da dire, e in occasione dei Giochi Olimpici di Roma 60 sarà protagonista, poi vedremo come. Ma la storia bella è che Giancarlo Gutierrez avrebbe dovuto montare il cavallo Oriente, mentre Adriano Capuzzo Tuft of Heather e Giuseppe Molinari il cavallo Winston. Oriente era un cavallo italiano allevato da Giuseppe Morese, figlio di Ugolino da Siena e di Veronica, dunque fratello pieno di quel Posillipo che poi con Raimondo d'Inzeo otterrà grandi risultati di qui a poco. Ed era stato montato da Raimondo d'Inzeo, era stato comprato da Raimondo d'Inzeo, poi Raimondo l'aveva ceduto all'esercito, ai carabinieri anzi, e lo aveva montato Gutierrez, il quale aveva ottenuto qualche buon risultato, ma il cavallo con cui Gutierrez in quel momento era più forte era il cavallo Winston, se non che alla vigilia dei Giochi Olimpici Winston viene affidato a Molinari, e invece Gutierrez avrebbe montato Oriente. Succede poco prima, o forse addirittura, se non ricordo male, durante uno degli allenamenti precedenti l'inizio dei Giochi Olimpici, Oriente si infortuna e quindi bisogna che Gutierrez monti il cavallo di riserva, che era un cavallotto insomma non di grande qualità, che si chiamava Uccello. Però qui entra in campo Molinari, il quale fa un discorso veramente meraviglioso, cioè lui dice: no, Winston per me è un cavallo quasi sconosciuto, e invece Gutierrez lo conosce molto bene. Uccello è un cavallo sconosciuto per Gutierrez. Montassi io Winston e montasse Uccello lui, ci ritroveremmo praticamente ad essere in due con due cavalli da improvvisare. Invece io passo Winston a Gutierrez, con il quale compone un ottimo binomio, e io mi prendo il cavallo di riserva Uccello. Ed è così che è successo, ma ciò che rende estremamente nobile il ragionamento di Molinari, al di là della correttezza, diciamo, da un punto di vista proprio squisitamente tecnico, è che Uccello era risaputo essere un cavallo non all'altezza di quell'impegno, quindi Molinari praticamente andava ad affrontare un'Olimpiade con un cavallo che certamente non lo avrebbe messo nella condizione di poter fare una gara eccellente, infatti il risultato poi lo avrebbe confermato, però questo ovviamente gli rende grande onore. Per me è stata una cosa che mi ha fatto una grande impressione, perché insomma tutti noi sappiamo bene, per un atleta andare a fare le Olimpiadi chissà mai poi se ci sarà una seconda occasione, infatti per Molinari poi non ci sarebbe stata, e quindi di sua spontanea volontà si è messo nella situazione di essere pesantemente penalizzato. Questo gli rende grande merito. E quindi Olimpiadi. Adesso in effetti dovremmo affrontare, per chiudere il 1956, anche il campionato del mondo del 1956, però vedo che siamo già abbondantemente oltre l'ora prevista, quindi io interromperei qui per quest'oggi. Ci riserviamo di parlare del campionato del mondo del 1956 nella prossima puntata, perché poi ci saranno importanti sviluppi sugli anni a venire, quindi anche nei confronti dei Giochi Olimpici del 1960. Quindi io vi chiedo scusa, sono stato un po' più lungo del solito, per fortuna questa volta non sono intervenuti problematiche di alcuna natura, e io vi ringrazio, vi saluto tantissimo, vi sono veramente grato per aver seguito ancora una volta questa puntata. Ci rivediamo lunedì prossimo con altri grandi trionfi dell'equitazione azzurra. Arrivederci a tutti, buona giornata e grazie davvero.